Bisogna assolutamente trovare un modo per motivare la gente a studiare medicina perché è il futuro. Dal palco dell'Arsenale l'appello di Lorenzo Cherubini Giovanotti a sostegno della ricerca, della medicina e della sanità pubblica. È questo uno dei momenti più emozionanti della Venezia Sound 2025, il party musicale organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue con l'associazione Medicina e Rock presieduta da Edi Campo, che ha riportato la grande musica in centro storico e soprattutto raddoppiato i fondi rispetto allo scorso anno da destinare alla ricerca. Sono stati raccolti 158.000 euro in un grande party musicale in onore di Tommaso Cavanna, produttore indimenticabile veneziano prematuramente scomparso. La serata, con la direzione artistica di Samuel Romano, ha visto la partecipazione di tanti artisti di fama internazionale. Oltre a Giovanotti, nella sua band anche il veneziano Leo Di Angilla, si sono esibiti tra gli altri Subsonica, Casino Royale, Saturnino, Planet Funk e il DJ Mace e tanti altri. E lo spirito di Venezia Sound nasce come ricordo, come omaggio a chi non c'è più ma rimane con le sue azioni, con le sue idee e con la sua visione vivo in mezzo a noi. Anni che non c'erano per il pubblico veneziano un numero così incredibile di artisti in centro storico, quindi siamo felicissimi, li attendiamo con gioia. Ho costruito questa scaletta artistica e ho raggiunto tutti quanti gli elementi di questi progetti e sono riuscito a cucirli insieme per questa serata.